Sono Lucio Fiumara, io sono cresciuto a Divieto, sono un dividoto. Cosa aggiungere? Già hanno speso abbastanza i miei compagni, hanno dimostrato la forza e la volontà che si sta mettendo in questo progetto per dare sì vita a una rinaturalizzazione di quello che è il nostro territorio, senza troppo colpevolizzare, come dicevo a Piero Argurio, su quello che sono stati i limiti, perché è così, chi più può mettere meglio riceve, meglio fa su un territorio dove restrizioni sono purtroppo dettate anche da un governo che non è che ci stia aiutando tanto. Però l'alternativa di questo nostro gruppo, di questa Nuovamente Villafranca, di questa associazione, sta proprio perché noi andiamo a scardinare quello che sono quei finanziamenti che non vengono filtrati attraverso un ente come la Regione, come diciamo Bruxelles ci ha dato delle possibilità di poter dare un contributo al territorio senza bisogno che i finanziamenti passassero attraverso la Regione. E qui abbiamo delle persone come Piero Argurio, come Maurizio Giacobbe, che sono molto preparati in questo campo e daranno molto agio, daranno veramente quella svolta che Villafranca ha di bisogno come Divieto, che non ha più il fiore che aveva negli anni 80-70, quando c'era la Pirelli, quando c'era Moi Moschella, quando c'era Cantificio, quando c'era il Maglificio. Insomma, abbiamo iniziato un cammino che doveva quasi portarci ad essere una città con il fiore all'occhiello del Tirreno. Subito dopo Barcellona c'era Villafranca, politicamente, come economicamente, come sviluppo del territorio. Ma negli anni abbiamo visto che purtroppo il tutto è andato a sciuparsi, è andato a sgretolarsi. Ed è andata a sgretolarsi proprio perché abbiamo permesso sempre che una politica clientelare non è stata diciamo per un territorio, ma è stata soltanto per una poltrona. È stata perché si facesse il comodo di alcuni ma non di una cittadinanza, e questo è stato purtroppo il male che stiamo pagando, lo paghiamo pesantemente, perché oggi siamo attanagliati da una crisi che purtroppo non sappiamo più come poter attingere a risorgere sotto un aspetto veramente di negazione verso quello che sono posti di lavoro, quello che sono imprese che cominciano a soffocare, e li vediamo giornalmente scritti sui giornali, persone che vanno al suicidio, persone che non riescono più a tirare a fine mese. Purtroppo è la manipolazione politica che fa gioco su quello che sono la piccola e media borghesia, se così ancora si può chiamare, anche perché sono stati cancellati anche questi passi. Ci sono dei passi che purtroppo non vanno più a rispettare gli operai, non ci sono passi che non si rispettano più le imprese che offrono agli operai il lavoro. Ci sono passi dove un ente locale non riesce più a dare il sussidio dovuto, come di diritto, come di dovere, a quello che sono iniziative che devono servire al miglioramento di un paese. E Villafranca purtroppo ne abbiamo un esempio pratico, un esempio vivo, e credo che quello che diceva Rosario Capilli, la frase di Paolo Borsellino, è una frase molto 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 seria, molto toccante, perché il cambiamento lo facciamo noi il 6 e 7 maggio, il cambiamento, quello vero, quello che vogliamo veramente che avvenga, quello che deve servire a dare una speranza, perché di questo si parla, una speranza che oggi non tutti hanno,
ma soltanto per alcune famiglie che hanno la possibilità, che hanno avuto la possibilità di poter sfruttare al massimo quello che è stato la risorsa di questo territorio, ma altri non hanno, e credo che sia più dell'80% che non ce l'hanno. Grazie.